800 telecamere per il monitoraggio del territorio, tecnici specializzati, supporto investigativo e pronto intervento contro le calamità naturali. Alla presenza del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a Palermo si avvia la sperimentazione della Control Room della Polizia Municipale. Sicurezza del territorio, come ha ribadito oggi il ministro Piantedosi, che ha anche partecipato alla consegna di un bene confiscato all'associazione Quarto Savona 15 di Tina Montinaro. Il governo ha sicuramente dato l'idea dell'avvio di un'attenzione rinnovata rispetto a questi fenomeni. Anche qui ne parlavo col prefetto venendo qui, c'è tutto il problema che c'è stato sulla vucceria, ci sono dei controlli che si stanno facendo, insomma vogliamo dare l'idea senza presunzione di uno Stato che dà il segno tangibile della volontà di riappropriarsi di certi spazi che sono stati occupati in maniera quantomeno disordinata, se non oltre. Sicurezza del territorio, ma anche attenzione particolare per le donne. Non c'è libertà oggi quando una persona è vittima di molestie e violenze fisiche o morali, ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Questa intollerabile barbarie sociale richiede un'azione più consapevole di severa prevenzione, concreta e costante. E sul tema Piantedosi aggiunge: le donne devono essere libere di uscire come vogliono, anche in minigonna. È importante messaggi come quello del Presidente Mattarella, perché è qualche cosa che noi perseguiamo, preveniamo e reprimiamo con la legge, con l'opera delle forze di polizia, ma bisogna sempre di più puntare anche sulla scuola, su modelli culturali, su modelli di relazioni. Microcriminalità e baby gang in crescita, soprattutto in città come Palermo. Il decreto Caivano mira proprio a fronteggiare questi fenomeni. Del disagio minorile in aree metropolitane importanti come Napoli soprattutto, ma voglio dire anche qui a Palermo, altrove, ma anche nelle grandi città del nord. È un problema che sicuramente non si cancella con un tratto di penna, però è stato importante, secondo me è stato un passaggio importante. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto contenente le misure contro la criminalità giovanile. Sarà più facile per i minori finire in carcere e poi la stretta verso quei genitori che favoriscono l'abbandono scolastico e arresto anche per chi spaccia dosi lievi. Nel dettaglio, contro l'abbandono scolastico via la multa da 30 euro per i genitori che non mandano i figli a scuola. Arriva una nuova fattispecie di reato. Nelle ipotesi di dispersione assoluta, cioè che il minore non sia mai stato iscritto a scuola, scatterà la pena fino a 2 anni di reclusione. Nel caso di abbandono scolastico, cioè che il minore faccia un numero di assenze tale da eludere l'obbligo, la pena è fino a 1 anno di reclusione. Viene estesa ai maggiori di 14 anni l'applicabilità del DASPO urbano. Contro lo spaccio di droga, il divieto di accesso e di avvicinamento ai locali pubblici già previsto per chi è denunciato o condannato per cessione o vendita di droga si applica anche a chi detenga sostanze a fini di spaccio e viene esteso alle scuole, alle università e ad aree limitrofe. Si introduce una nuova tipologia di ammonimento del questore per i minori di età comprese tra i 12 e i 14 anni. Al genitore o all'altra persona che esercita la responsabilità genitoriale sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1000 euro. Con riferimento al fenomeno delle baby gang si modifica la disciplina dell'avviso orale. Con le nuove norme l'avviso orale è reso applicabile anche ai minorenni a partire da 14 anni. A determinati soggetti di età superiore ai 14 anni il questore potrà decidere di vietare i telefoni cellulari o altri dispositivi usati per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale. Nel decreto è saltata la stretta sull'accesso ai minori ai siti porno. Il provvedimento è stato sostituito da un generico ricorso al parental control, cioè il software che permette di evitare l'accesso dei bambini ai contenuti web considerati pericolosi o violenti. Non mandavano i figli a scuola, pertanto sono stati segnalati all'autorità giudiziaria. In 85 tra genitori ed esercenti la patria potestà sono stati beccati dai carabinieri di Siracusa. Adesso anche la loro situazione economica sarà passata al setaccio e se verrà fuori che erano percettori del reddito di cittadinanza o di altri sussidi comunali verranno annullati. Quella dell'abbandono scolastico è una piaga difficile da combattere. In Sicilia la percentuale è tra le più alte d'Italia. E se Catania è maglia nera, Siracusa non scherza. Meno di un anno fa, nella provincia retusea, è stato firmato un protocollo fortemente voluto dal prefetto scaduto e promosso dal presidente del Tribunale per i minorenni di Catania, Di Bella. L'obiettivo: contrastare questo fenomeno ed invertire il trend. Situazione delicata anche a Noto, dove, come evidenziano i carabinieri, ci sono famiglie rom che non mandano i figli a scuola.
Per questo le istituzioni fanno il possibile, facendo percepire la loro presenza sul territorio, soprattutto nelle zone più delicate delle città. Il protocollo contro l'abbandono scolastico a Siracusa, non a caso, è stato firmato nel punto denunce dei Carabinieri di Mazzarona, uno dei rioni più difficili. Ma l'attenzione dello Stato è rivolta anche a chi completa il ciclo di studi, senza possedere le competenze di base necessarie. Si tratta di una dispersione scolastica implicita, che vede la Sicilia sul podio con il 13,6%, dopo Campania e Sardegna. Un fenomeno che era aumentato con il Covid, ma che adesso sembra in diminuzione. Da ora, però, i genitori che non mandano i figli a scuola rischiano il carcere, lo prevede il decreto Caivano. Lui si sentiva inferiore, io non lo so, o non poteva sopportare proprio questo suo essere libera, emancipata, serena. A parlare Roberta, una delle tante amiche di Marisa, la 39enne di Marsala uccisa a fucilate da Angelo Reina, l'ex compagno che poi si è suicidato. La loro amicizia era nata nel 2018. Dall'anno successivo condividevano anche l'impegno nell'associazione Donne del Vino di Sicilia. Lei era una persona solare e intelligente, molto garbata e naturalmente elegante, di grande iniziativa. Alle amiche Marisa parlava della sua breve storia con Angelo, dalla quale era nata una bambina, oggi rimasta orfana di entrambi i genitori. Dopo la nascita della bambina, questa persona comincia a perseguitarla, ad inseguirla, a farsi trovare sotto casa, per cui scattano per questo motivo le 2 denunce. Denunce che poi Marisa ha ritirato. Iniziano loro un percorso dal punto di vista anche psicologico, per cui per questi 2 anni più o meno la situazione sembrava assolutamente tranquilla, erano una coppia separata che cercava di gestire al meglio e in maniera civile la crescita e l'educazione di questa bambina. Una storia finita da tempo, che invece per Angelo forse poteva ancora essere recuperata. Lui a quanto pare così improvvisamente aveva deciso che dovevano tornare insieme. Marisa era una donna libera, aveva le sue idee, la sua testa, non lo amava più e quindi non c'era alcun motivo per tornare insieme. Marisa nel 2019 aveva partecipato ad una campagna contro la violenza di genere promossa dall'Associazione Donne del Vino e negli ultimi giorni della sua vita stava lavorando ad un progetto itinerante proprio per supportare le donne vittime di violenza. E Marisa ci stava lavorando, sembra paradossale che poi sia mancata lo stesso giorno in cui con entusiasmo mi ha detto: adesso prendo tutti i contatti, chiamo l'associazione Palmavite, chiamo il ristoratore, domani mattina ci sentiamo e ti aggiorno, un bacio. Questo è quello che ricordo di lei, il pomeriggio del 6 settembre nell'ultima call, il suo entusiasmo e il suo avermi rimandata a domani. Quel domani per Marisa non c'è mai stato, perché Angelo Reina ha messo fine alla sua vita. Tra le amiche e le colleghe c'è tanto dolore ma anche tanta rabbia. E resta una promessa, quella di realizzare l'evento per le donne che a Marisa stava tanto a cuore e a cui stava lavorando. Donna, mamma, tu non sei sola. Le accuse incrociate, il braccio di ferro tra governo e le compagnie low cost ai danni dei passeggeri soprattutto di Sicilia e Sardegna rischiano di essere una guerra di nervi che alimenta polveroni ma che non arriverà al cuore del problema. L'esecutivo propone lo stop dell'impennata alle tariffe legata all'algoritmo se questo agisce nei periodi di picco di domanda e considera pratica commerciale scorretta l'utilizzo di procedure automatizzate di determinazione delle tariffe da e per le isole, ossia laddove sussistono le esigenze di continuità territoriale, mentre le compagnie di converso, essendo aziende private che mirano ai profitti, non ci stanno. Parlano di un decreto che contrasta anche con il principio di libertà tariffaria stabilito dall'Europa e annunciano tagli alle rotte. Queste riduzioni si sono sempre avute nel corso degli anni e spesso sono state legate più a un calo fisiologico della domanda e alla stagionalità dei nostri mercati che a fattori straordinari. Livelli record di passeggeri e tariffe alte denota appunto come sia un problema di eccesso di domanda rispetto all'offerta piuttosto che temi diversi legati magari a revenue management, algoritmo o quant'altro. Ormai le low cost su catene Palermo, ad esempio, in estate vendono in overbooking per l'elevato numero di richieste, cosa che non avviene in inverno, eccezion fatta per Natale. Ovviamente vanno tutelate categorie particolari come chi viaggia per motivi di salute o gli studenti fuori sede, ad esempio. Sarebbe assolutamente auspicabile
per tutti intervenire specificatamente sui singoli componenti di mercato piuttosto che intervenire genericamente su una dinamica dei prezzi che difficilmente possiamo influenzare. Per contrastare il caro voli, rispettando il diritto d'impresa, il MIT ha pubblicato un bando rivolto alle compagnie aeree per la continuità territoriale da Comiso. Previsti 2 voli al giorno da e per Roma e 1 da e per gli aeroporti milanesi, fermo restando che, a detta di tutti gli analisti del trasporto aereo, la soluzione più efficace sarebbe quella di aprire l'accesso alle rotte più trafficate a un maggior numero di vettori per assicurare la concorrenza. Ha cambiato forma, varianti e aggressività, ma non è mai scomparso. Il Covid torna a farsi sentire, anche se fortunatamente non nella forma prepotente che, nostro malgrado, abbiamo imparato a conoscere. Aumentano i contagi in Sicilia, ma le terapie intensive non ospitano nessun paziente Covid. C'è un incremento dei casi accertati, perché evidentemente la nuova variante ha una contagiosità superiore a quella che fino ad ora con Omicron, la classica Omicron, non avevamo registrato prima. Ma ovviamente bisogna discutere anche sulla gravità che questa variante ha nei confronti della patologia. Evidentemente questa variante non sta impattando in maniera significativa sulla gravità dei casi clinici, tant'è vero che l'impatto sulle rianimazioni è praticamente pari a zero. Sono sempre i soggetti fragili quelli che corrono più rischi da un eventuale contagio. È un Covid che in questo momento può, come sintomatologia, dare un quadro simile influenzale, una forma diciamo anche piuttosto lieve di influenza, spessissimo nei soggetti giovani il quadro è di un semplice raffreddore. Negli anziani può dare un po' di febbre, una sintomatologia anche legata alla tosse, ma il quadro tipico delle polmoniti interstiziali, come siamo stati abituati a vedere nelle precedenti ondate, in questo momento è piuttosto raro. E molti stanno tornando ad utilizzare la mascherina. Tutti d'accordo o quasi sull'aumento delle indennità. Passa in Consiglio Comunale a Palermo la delibera con la quale viene raddoppiato il valore del gettone di presenza dei consiglieri comunali e dei colleghi delle circoscrizioni. Un provvedimento che si aggiunge agli aumenti di stipendi del sindaco e degli assessori già varato prima dell'estate. A stabilire che gli indennizi dovessero salire è stata una legge nazionale che riguarda a tappeto tutte le amministrazioni locali del paese. In Sicilia però l'adeguamento è arrivato quasi un anno dopo e per consentire di trovare le risorse anche la Regione ha dovuto dare un contributo ai comuni. Ma in un momento in cui l'Italia ha mille difficoltà sono in tanti a urlare allo scandalo e anche, se legittimo, al provvedimento inopportuno. A Palermo la polemica è ancora più violenta dopo che un gruppo consistente, la maggioranza dei consiglieri comunali di tutte le estrazioni politiche, prima dell'estate ha bloccato più volte i lavori del Consiglio chiedendo la delibera sugli aumenti fosse calendarizzata, se no non se ne sarebbero fatte altre. Sono così slittati provvedimenti sul bilancio, sui servizi essenziali, sul piano triennale delle opere pubbliche, urgenze per la città in emergenza fin dall'insediamento della Giunta La Galla. 5 i punti di crisi che erano stati individuati: cimitero, rifiuti, strade, municipalizzate e servizi e naturalmente bilancio, essendo la città in uno stato di predissesto. In un anno la Giunta La Galla ha posto rimedio all'emergenza sepoltura, non ci sono più bar in attesa, anche se non c'è ancora la soluzione definitiva per evitare che avvenga ancora. Nel pallottoliere delle emergenze la Galla però perde 4-1 per lasciare una città migliore, dover risolvere almeno un problema l'anno. Il tempo c'è, ma la pazienza dei palermitani un po' meno, perché la luna di miele fra neogiunta e città viaggia verso la sua fine. I test di medicina venduti a 20 euro su Telegram diventano un caso anche politico. Le domande e le risposte che secondo il quotidiano La Repubblica si potevano trovare sui gruppi dell'applicazione di messaggisti è arrivato sul tavolo del ministro dell'Università Anna Maria Bernini, che ha convocato i rappresentanti della Conferenza dei Rettori Italiani e del consorzio che si occupa dei nuovi test. Dobbiamo fare luce su quanto accaduto per tutelare gli studenti. I TOEIC per medicina sono alla loro prima prova pratica. Se non funzionano siamo pronti a rivederli, ha detto il ministro Bernini. Il
Ministero ha da subito aperto una procedura di indagine chiedendo immediate informazioni e chiarimenti sul regolare svolgimento delle prove d'ingresso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, pronti a partire diversi ricorsi con gli studi legali di tutta Italia, pronti a sottolineare l'inadeguatezza dei controlli da parte del consorzio che si occupa dei test e di espedienti che moltissimi candidati di diverse scuole di preparazione ai test di ammissione hanno escogitato per divulgare i quesiti e le relative soluzioni oggetto della prova d'esame, falsando irrimediabilmente gli esiti della prova. La diffusione anticipata delle domande sarà uno dei temi fondamentali dei nostri ricorsi individuali e collettivi. Tuttavia, gli studenti, le famiglie devono sapere che solo attraverso una approfondita istruttoria dinanzi al TAR potrà capirsi l'esatto peso di quante domande tra aprile e luglio sono state ripetute e quindi quanto è l'incidenza di questo fattore. A noi pare ancora più forte viceversa l'ingiustizia e l'illegittimità di un sistema che è fondato sull'equalizzazione, in cui abbiamo visto soggetti con 15 risposte esatte ottenere l'ammissione, quindi un'equalizzazione oltre i 57 punti, mentre altri con 20 risposte esatte hanno ottenuto un punteggio equalizzato inferiore e si sono ritrovati fuori. Una cosa è certa, il TOLC così impostato non è una novità ma un fallimento. Non fa mancare mai il suo sorriso garbato ed elegante. Tullio Solenghi, mostro sacro della comicità italiana, anche in mezzo ad una pioggia battente che obbliga gli organizzatori del Teatro Stabile di Catania, che portano il premio Le Maschere, gli Oscar del teatro italiano, in piazza Università, a rimandare di qualche ora l'inizio dello spettacolo. E proprio per far cessare la pioggia, qualcuno chiede l'intercessione di Sanremo, uno dei suoi cavalli di battaglia. Tra l'altro, essendo un santo che non esiste, me ne sono appropriato completamente senza nessun tema di blasfemia. Se tu non credi, sappi che sono sottotitolato per non credenti alla pagina 777 del televideo. 51 anni di carriera tra teatro, radio, televisione e una serie di battute e sketch comici rimasti nel cuore e nella memoria degli italiani. Siediti accanto a me e bevi qualcosa. Vuoi bere qualcosa? Coraggio, Pedro, bevi qualcosa. Per Tullio Solenghi tutto è iniziato tra i banchi di scuola. Imitai la professoressa di chimica, che era una specie di Iervolino antelitteram, senza accorgermi che ce l'avevo alle spalle. I miei compagni di classe non ridevano e io ero stupito, stavo facendo anche meglio del solito. Poi mi sentii battere sulla spalla, mi girai e lei mi disse: 3 giorni di sospensione, caro il mio noschese da strapazzo. Poi l'incontro con Massimo e Anna e fu il trio Solenghi, Lopez, Marchesini, un prodigio di graffiante equilibrio tra struttura narrativa e improvvisazione che spopolò nella TV degli anni 80 e 90 con quasi 15 milioni di spettatori incollati allo schermo per la prima puntata dei Promessi Sposi, nati da un no propiziatorio. La presidenza Rai ci diede su un piatto d'argento la conduzione di Fantastico, che era quella a cui ambivano tutti. E noi abbiamo avuto il coraggio di dire no, grazie. E svelando che volevamo fare i Promessi Sposi. La comicità prima di noi era sempre l'ingrediente di qualche altro programma, di un talk, di un varietà. E noi abbiamo fatto comicità continuativa per 6 puntate da 1 ora. Talento straordinario, vena satirica, analisi del contesto sociale, tempi comici. Non sappiamo se oggi il web restituirebbe a Tullio Solenghi e al trio lo stesso successo che ha consegnato loro la televisione di un tempo, ma una cosa la sappiamo. Tuttora lo utilizzano a scuola per insegnare Promessi Sposi? Sì, poi sono diventati un cult. Quando lo giravamo non ne avevamo assolutamente percezione di quello che sarebbe diventato. Adesso sì. Una pausa da sfruttare. Tabiani fa di necessità virtù perché sa che il ritmo partita si ottiene appunto solo giocando le gare ufficiali, ma vuole trarre il meglio da questa pausa non richiesta nata dal rinvio di Brindisi Catania. In vista del prossimo match con la Z Picerno al Massimino di domenica 17 settembre non ci saranno amichevoli, la squadra si allenerà fino a domenica mattina per poi riprendere il martedì la preparazione tipo per la partita. Nel frattempo si proverà a inserire al meglio gli ultimi arrivati e si cercherà la soluzione per sostituire Rapisarda, l'unico assente al momento sicuro oltre allo squalificato
Lorenzini. E la sostituzione già nella rosa, si chiama Castellini, il jolly difensivo che può interpretare tutti i ruoli. Capitolo Silvestri, con Curado costituirebbe una delle coppie centrali migliori della C, e c'è Quaini che cambia le caratteristiche del reparto se si vuole costruire da dietro. A centrocampo Deli ha caratteristiche diverse rispetto a Rocca e Zammarini, più incursore con capacità di inserimento, qualità che non mancano nemmeno agli altri due, ma la carriera di Deli in tal senso ha dimostrato che il centrocampista rappresenta un più che valido completamento di una rosa che garantisce pressoché in tutti i ruoli un'alternativa. Strumento importante per arrivare in alto. Capitolo attacco. Di Carmine avrà altri giorni per acquisire condizione e minuti. L'obiettivo è quello di proporlo dal primo con il Picerno. Resta l'alternativa Sarao, ma anche quella di Dubickas. Più di una settimana per trovare la quadratura. Il Catania, dopo la sconfitta con il Crotone, la sosta forzata, vuole incominciare a correre.